Oltre 4.000 ville venete estese tra il Garda e l'Isonzo, tra cui 24 ville palladiane patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, il territorio compreso tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia custodisce il più vasto giacimento culturale del mondo. Testimoni della storia regionale, le dimore storiche sono simboli della civiltà di villa e della profonda connessione con la cultura e la produzione vitivinicola del territorio. Le ville venete non sono state soltanto residenze di villeggiatura, ma anche centri nevralgici delle attività economiche e produttive, e di questo si è parlato nell'incontro Ville Venete, testimone del paesaggio storico, che c'è stato al Vinitaly nello spazio della regione Veneto. E in quest'ambito si inserisce anche Sorsi d'autore, rassegna a cura della Fondazione AIDA, la cui 26esima edizione sarà in programma le ultime 2 settimane di giugno. Il progetto si inserisce perfettamente nella visione strategica dell'associazione, che punta ad abbracciare diversi ambiti come il turismo attraverso l'enoturismo, l'agricoltura mediante i prodotti locali e la cultura. L'architetto Andrea Valentini, responsabile dell'area tecnica dell'Istituto regionale per le ville venete, ha presentato le principali novità in programma per il 2025. Ha ricordato la missione dell'associazione, che è quella di tutelare, valorizzare e innovare un sistema culturale e territoriale unico, composto da ville dalle architetture raffinate, affreschi monumentali e collezioni d'arte di grande pregio, ancora oggi un simbolo della memoria storica e dell'identità culturale veneta. C'era anche Isabella Collalto de Croix, presidente dell'Associazione Ville Venete, che ha ricordato come a 46 anni dalla sua fondazione l'associazione ancora oggi sia in prima linea per la tutela e la valorizzazione delle ville, che conta oggi oltre 400 soci, per la maggior parte privati ma anche enti pubblici. Secondo infine Leonardo Sartori, direttore organizzativo di Fondazione AIDA, ente ideatore di Sorsi d'autore, la rassegna consentirà di vivere le ville venete in modo esperienziale attraverso eventi che intrecciano arte, storia e degustazione, con il contributo di AIS Veneto.